Non ce l'ha fatta il 18enne di Roana, schiattatosi con la moto contro un'auto a Cittadella. Il giovanissimo è stato colpito da un aneurisma prima di perdere il controllo della due ruote. Sono due le comunità sconvolte. Dall'Alto Friuli al Bellunese lo shock per la tragica fine del 18enne morto ieri dopo l'incidente sugli sci nella discesa dallo Zoncolani. I colleghi della mamma primaria del suo di Pieve di Cadore stretti attorno alla donna. Accoltella alla gola il coinquilino durante una lite per futili motivi. 44enne arrestato dai carabinieri a Grantorto. Quasi 5 milioni di euro sequestrati dalla Guardia di Finanza in un'operazione su falsi crediti d'imposta per il bonus facciati. I lavori mai eseguiti riguardano immobili tra Vicenza, Verona e Padova. Da oggi al via gli sconti sulla superstrada Pedemontana, ma molti automobilisti sono ancora confusi sul meccanismo, altri perplessi, i camionisti esclusi. Dovrebbero pensare a noi, dicono. A Vicenza consegnati gli encomi agli agenti della polizia locale che si sono contraddistinti per le loro attività, tra loro anche chi ha soccorso una giovane donna incinta scortandola in ospedale. I semi-runners si stanno preparando per una nuova importante prova in memoria di Sammy Basso, è la maratona di Boston. Buonasera, ben ritrovati. Il telegiornale del Veneto in apertura subito il sondaggio che vi propone la puntata di Ring questa sera, la famosa scalinata istituita all'interno di una scuola del Veronese e che il coordinamento LGBTE di Treviso vuole riproporre anche nel Trevigiano, nelle scuole trevigiane. Una scala arcobaleno anche a Treviso, è giusto il quesito che vi pone Ring questa sera, l'esito del sondaggio nel corso della puntata. E siamo a Cittadella con la morte del 18enne di Roana. Era stato colto da un malore prima di scontrarsi contro un'automobile a Cittadella. Vediamo. Colpito da un malore mentre in sella alla sua moto assieme a un'amica si scontra contro un'auto. Le sue condizioni paiono subito gravissime. Portato all'ospedale, i medici fanno di tutto per salvarlo. Morirà poche ore dopo. Una vicenda terribile, quella accaduta a Cittadella, all'incrocio tra le vie Borgo Padova e Riva 4 novembre. Sull'asfalto ci sono ancora i segni del sinistro. Alla guida di un Fantic 125 c'era Jacopo Apolloni, 18 anni di Roana, seduta dietro un'amica, 17 anni di Cittadella. Avevano appena trascorso la serata con alcuni amici nella città murata. Poco dopo la mezzanotte erano ripartiti per portare a casa la ragazza. Arrivati in prossimità dell'incrocio tra le due strade davanti Porta Padova, la tragedia. Jacopo avrebbe perso conoscenza, la moto avrebbe sbandato proprio mentre stava sopraggiungendo da sud una Jaguar guidata da un uomo di 32 anni. Inevitabile l'impatto, il Centauro è stato sbalzato dalla sella ed è rovinato al suolo, riportando ferite molto serie. Per l'amica solo botte e un trauma al volto. Il primo a soccorrere i due è stato proprio il conducente dell'automobile che ha allertato il 118. I sanitari del SUEM si sarebbero accorti subito che oltre alle gravissime lesioni riportate nell'impatto c'era qualcos'altro che non quadrava. Quel malore che ha causato il decesso di Jacopo nonostante ogni disperato tentativo del personale medico. Sul posto per i rilievi carabinieri di Gazzo Padovano, l'ennesima giovane vita spezzata sulla strada. La comunità di Roana, dove Jacopo viveva con la famiglia, è scossa dalla perdita del ragazzo. Vediamo. Questa è una tragedia vera e propria e purtroppo non possiamo fare nulla se non constatare che la vita dà e la vita toglie. È molto scosso il sindaco di Roana Luigi Martello, che conosce bene la famiglia di Jacopo Apolloni, il ragazzo di 18 anni morto in un incidente stradale a Cittadella a causa di un malore che lo avrebbe colto mentre era in sella alla sua moto assieme a un'amica. La piccola comunità del paese dell'Altopiano, dove il ragazzo viveva con i genitori Davide Apolloni e Nicoletta Manfrin, entrambi insegnanti, non si dà pace. So per certo che era un ragazzo molto prudente e giudizioso, per mezzo la causa del decesso, ma sembra ci sia stato un malore dovuto a un aneurisma mentre guidava e quindi questa è l'aggravante. Queste cose qua fanno male ovunque e a chiunque. Nelle piccole comunità hanno un risalto sicuramente amplificato e questa nostra comunità si stringe attorno alla famiglia Polloni perché di fatto è una tragedia a tutti gli effetti e ne siamo tutti
tutti parte integrante di questo dolore. Un dolore enorme, abbiamo sentito, per la scomparsa del ragazzo. Non si esclude che il corpo possa essere sottoposto all'esame autoptico per capire le esatte cause del decesso di Jacopo, il cui funerale potrebbe essere fissato già per il fine settimana. Lui, con la passione enorme per i motori, tanto che nel garage di casa aveva allestito da zero la sua officina, dove trascorreva il tempo tra bulloni, moto, rondelle, lavori che aveva documentato accanto alle imprese su una mini moto nei fuoripista tra i boschi dell'altopiano. Un giovane intraprendente, pieno di inventive e voglia di divertirsi con gli amici, e di lui resteranno i suoi video, esplosioni di adrenalina e gioia di vivere. Grazie per la visione e ci vediamo in un prossimo video. Vi invito ad iscrivervi, a lasciare un like, a commentare. Vuoto e sconcerto a Tolmezzo dopo la scomparsa di Marco Degli Uomini, 18enne sciatore in rampa di lancio verso grandi successi sportivi, morto in ospedale dopo una caduta avvenuta durante un allenamento sullo Zoncolano. La soletta degli sci che solca la neve battuta, cercando di percorrere il tracciato migliore per ottenere quel benedetto tempo più basso. Quante volte Marco Degli Uomini avrà sentito quel rumore nel silenzio della concentrazione dei tanti allenamenti sostenuti? Una discesa sulla pista 2 del Monte Zoncolan, come tante altre, coltivando quell'emozione di essere apripista all'imminente gara di Super G. Non poteva mai pensare Marco che invece una manovra difettosa lo avrebbe portato a fare quel volo di 70 metri, a quella rovinosa caduta che si è trasformata il mattino seguente in ospedale nella peggiore delle tragedie. Tolmezzo si è svegliata con il gelo nel cuore perché Marco, lo sportivo, lo sciatore, ma soprattutto il ragazzo, non c'era più. Beh, diciamo che tutta la comunità è rimasta senza parole davanti a questo evento. Marco era uno sportivo, conosciuto come uno sportivo a 360 gradi, sciatore di livello, ecco, affiliato a una società molto conosciuta, un'eccellenza del territorio per quanto riguarda i settori giovanili, proprio negli sport invernali. Il silenzio ha pervaso tutta la cittadina montana perché a quell'età morire mentre si fa la cosa che si ha più a cuore non dovrebbe essere permesso, con il dolore aggiuntivo per la madre di aver sentito la chiamata di Marco che le diceva come si fosse fatto male cadendo, non immaginando che da lì in poi la situazione sarebbe precipitata. E capacitarsi del lutto che ha investito la comunità è davvero un compito troppo difficile. Diciamo che non ce ne siamo fatti nessuno a oggi una ragione, penso che di interpretare, oltre che il pensiero dell'amministrazione che rappresento, che farà in modo di essere tutta presente alle celebrazioni, come è giusto che sia, interpretare il pensiero di una comunità che a ieri e oggi è ancora senza parole davanti a questa cosa, ecco. Anche l'azienda sanitaria Ulso 1 Dolomiti, dove la mamma Cristina Barbarino, primario del SUEM 118, si è stretta attorno al dolore dei familiari. Ricordare Marco Degli Uomini è il commissario Giuseppe Dalbeni. È una giornata grigia a Belluno, riflesso degli animi sconvolti tra le file del personale dell'Ulso 1 Dolomiti, che oggi si stringe al primario del SUEM Cristina Barbarino nel piangere la scomparsa del figlio Marco Degli Uomini, 18 anni, mancato nella mattinata di ieri a causa delle gravi lesioni riportate in seguito a una brutta caduta sugli sci. Non ci doveva neanche correre Marco su quella pista dello Zoncolan nelle Alpi Carniche. Fino all'ultimo si è sperato, con il monitoraggio minuto per minuto delle condizioni del ragazzo, fino al tragico epilogo. Una tragedia che ha colpito la dottoressa Barbarino e i suoi cari, ma che ha colpito molto tutta l'azienda sanitaria e in particolare il servizio di urgenza ed emergenza in cui appunto la dottoressa lavora come primario. Momento molto delicato, siamo tutti molto provati di quello che è successo e ci siamo stretti attorno alla dottoressa, seguendo momento per momento l'evoluzione della situazione clinica fino purtroppo alla conclusione che nessuno sperava avvenisse in questo modo. E sulle lamine ci sapeva correre come Marco. Proprio oggi avrebbe dovuto iniziare il corso maestri di sci dopo aver già portato a casa gli esami di preselezione. Una passione, quella per la montagna e gli sport invernali, che condivideva con la madre e nella quale era convinto di costruire il proprio futuro. Un ragazzo solare e disponibile, oltre che brillante in ciò che faceva, il ricordo di chi l'ha conosciuto. Io l'ho incrociato, insomma, no? Nel 2023
2023, quando abbiamo affidato alla dottoressa Barbarino l'unità semplice dell'elisoccorso, e lei è venuta appunto con il figlio, un ragazzo splendido, bello, e l'ho incrociato, l'ho conosciuto in quell'occasione, insomma, ecco. Mi è rimasto sono sempre molto colpito da questa figura di questo ragazzo, e naturalmente sono veramente, dispiaciuto di più di quello che è successo. Nel Padovano ora con la cronaca, coltella alla gola, il coinquilino è stato arrestato dai carabinieri, un cittadino rumeno di 44 anni a Grantorto. È stato arrestato dai carabinieri fuori dalla casa dell'uomo che aveva appena coltellato alla gola il 44enne di origine romena, accusato di tentato omicidio. Tutto è nato domenica mattina, quando al termine di una lite per futili motivi il 44enne ha preso un coltello da cucina con una lama di 12 cm e mezzo, avventandosi sull'uomo che lo stava ospitando. È stato proprio il ferito, un 53enne romeno, a chiedere aiuto contattando il 112, raccontando quanto era accaduto. Arrivati sul posto, i carabinieri hanno arrestato l'aggressore, che da qualche tempo aveva trovato un tetto presso il connazionale e recuperato il coltello che aveva provato a nascondere all'esterno dell'abitazione. Il 53enne è stato soccorso e trasportato in ospedale a Cittadella. Già noto alla giustizia, il 44enne arrestato era destinatario della misura del divieto di avvicinamento per maltrattamenti in famiglia e atti persecutori nei confronti dell'ex moglie, dalla quale era stato allontanato nel 2023. Il sindaco di Aviano smentisce lo stop alle assunzioni alla base USA. Intanto, dopo la direttiva di Musk, resta alta l'attenzione. È una mail, non è che sta per assunzione, è una mail che è arrivata ad alcuni dipendenti civili italiani, non solo, a parte americani, alcuni civili italiani dell'Efis, ma non è sta per assunzioni, è una sorta di verifica di spending review, così ci è stata spiegata, no? Ma noi la stiamo ragionando per tutti i temi che possono avere, qualora confermate alcune notizie, sui riflessi di indotto del nostro territorio, insomma, ecco. È questa la smentita del sindaco di Aviano, Paolo Tassanzanin, sulle voci che circolavano nelle ultime ore riguardo alla sospensione delle assunzioni di personale civile italiano presso la base americana. Una precisazione che arriva in un momento di forte attenzione su quanto sta accadendo proprio ad Aviano. Tutto è partito da una direttiva voluta da Elon Musk nel suo nuovo ruolo di responsabile del Dipartimento per l'efficienza governativa degli Stati Uniti. Nei giorni scorsi una comunicazione ufficiale è arrivata ai dipendenti federali, compresi quelli di Aviano e Vicenza, chiedendo un resoconto dettagliato delle attività svolte nella settimana precedente. Una mail dal titolo chiaro: cosa hai fatto la scorsa settimana? I lavoratori avevano 48 ore di tempo per rispondere con 5 risultati concreti, con l'avvertimento che la mancata risposta sarebbe stata considerata come un'eventuale dimissione. Una richiesta che ha subito sollevato dubbi e preoccupazioni, soprattutto tra il personale civile italiano, che non è soggetto alla normativa federale statunitense ma quella italiana. A questo si aggiunge un altro provvedimento che ha destato attenzione: il blocco temporaneo per 30 giorni delle carte di credito governative utilizzate dagli uffici acquisti della base, una decisione presa per rafforzare il controllo sulle spese e garantire maggiore trasparenza. I sindacati hanno chiesto chiarimenti e l'attenzione resta alta su possibili conseguenze occupazionali. Ma quale sarà l'attuale situazione ad oggi? L'attuale situazione è la seguente: stiamo ricostruendo un po' tutte le notizie vere, le più fondate, e tutti gli elementi oggettivi per poter chiedere appunto un incontro su questi fatti poi al nostro primo riferimento istituzionale, che è il generale Clark della base, e in settimana partirà la richiesta di incontro. Prima di questi giorni abbiamo in realtà raccolto le informazioni per avere qualcosa di sostanza, oltre a quello che può apparire come notizia, ma poi bisogna effettivamente calarla sul reale. E adesso questa attività di verifica l'abbiamo conclusa e quindi in questi giorni chiederemo un incontro. Falsi crediti d'imposta, sul bonus facciate c'è l'operazione della Guardia di Finanza di Vicenza. Erano del tutto ignari di quanto accadeva alle loro spalle 26 proprietari di immobili tra le province di Padova, Verona e Vicenza interessati dal cosiddetto bonus facciate. I lavori di recupero o restauro degli esterni sostenuti dal decreto rilancio del 2020 non erano in realtà mai stati eseguiti ed erano rimasti solo sulla carta.
La frode, scoperta dal Comando Provinciale delle Fiamme Gialle di Vicenza, in coordinamento con l'autorità giudiziaria di Verona, ammonta a oltre 4.650.000 euro. La cifra in beni e denaro è stata sequestrata a 2 imprenditori scaligeri titolari di 3 imprese edilizie. Secondo il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Verona, i reati commessi sarebbero indebita percezione di erogazioni pubbliche, tentata truffa a danno dello Stato, truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche e autoriciclaggio. Le indagini riguardano illeciti messi in atto tra il 2021 e il 2022. I 2 indagati, tramite il meccanismo del cosiddetto sconto in fattura, avrebbero generato e ceduto crediti d'imposta falsi, dichiarando interventi edilizi mai effettuati. Già ad agosto 2023 era stata attivata la procedura per sospendere la compensazione di crediti per 450.000 euro da parte di una delle società coinvolte. I proprietari degli immobili, nella maggior parte dei casi, non avevano commissionato i lavori né firmato i relativi contratti d'appalto. Solo in un caso il cantiere ha eseguito una parziale ristrutturazione. I 2 indagati avrebbero inoltre utilizzato in modo indebito alcuni dati di cui erano venuti in possesso, in particolare quelli relativi agli edifici e ai proprietari. Una parte dei crediti generati, circa $500.000, era stato reimpiegato in modo illecito nelle attività imprenditoriali riconducibili ai 2 imprenditori sotto indagine. È l'ennesimo caso di abuso e frode, a ormai 5 anni da un provvedimento che avrebbe dovuto rilanciare l'economia e la ripresa post-pandemia. Pedemontana, primo giorno di sconti, andiamo a vedere com'è andata. Superstrada Pedemontana Veneta, dopo l'annuncio dello sconto del 60% sul pedaggio, tra gli automobilisti in queste ore regna ancora la confusione. Qualcuno non ne sa nulla, altri sembrano scettici. Ad essere arrabbiata la categoria che non rientra nello sconto, i camionisti. Dunque potranno usufruire di questa agevolazione chi percorre una tratta non superiore ai 25 km tra autovetture e motocicli, valido dal lunedì al venerdì, festivi esclusi. Noi abbiamo percorso un tratto di Pedemontana, poche ancora le vetture, qualche mezzo pesante in più. Ci siamo fermati all'autogrill ed abbiamo chiesto che cosa ne pensano gli automobilisti rispetto all'iniziativa della Regione Veneto. Io ero oggi a lavorare a Crocetta, dopo devo andare verso Vicenza, quindi uscirò lì e dopo faccio 4 ore di lavoro, dopo rientro, quindi dovrei riuscire a usufruire di quello che è l'agevolazione. Forse può essere attuabile per chi ha un mezzo pesante, un camion, perché fanno le soste, ma per noi che abbiamo piccoli mezzi prendo un mezzo proprio. E non fa solo 25 km? Ovviamente, ne facciamo molti, ma molti di più. E quindi rimane con la tariffa intera? Certo, sicuramente. Ma i mezzi pesanti sono esclusi da questo sconto. Anche in questo caso non tutti i camionisti ne sono al corrente. Vediamo a fine mese se c'è effettivamente questo sconto, anche se ho sentito una mezza che bisognava star fuori mezz'ora, ma dove? All'uscita di Altavilla non c'è posto per fermarsi, non c'è un bar, non c'è niente, si esce e si rientra subito. Se lo sconto c'è, bene, altrimenti io non li spendo più per passare di qua, faccio la strada normale e arrivo 20 minuti più tardi. E secondo me converrebbe fare degli sconti più sensati, magari a noi professionisti, che a delle persone che magari usano l'autostrada una volta ogni 10 giorni. Come tutte le novità bisognerà attendere qualche settimana per valutare se con questo incentivo ci sarà un flusso maggiore di veicoli. Soddisfatto il presidente di Confcommercio Veneto, Patrizio Bertin. Mi sembra una decisione opportuna, la Pedemontana è una grande risorsa, le imprese l'hanno fortemente voluta, adesso che l'abbiamo usiamola al meglio. L'effetto positivo sarà indubbiamente nei territori, con flussi più ordinati e una migliore gestione di tutte le infrastrutture disponibili, dichiara Paolo Carrone, presidente di Confindustria Veneto Est, con un atteso miglioramento della circolazione anche in termini di sicurezza. Chi è critico invece nei confronti di questa scontistica al Partito Democratico, il senatore Andrea Martella intanto lancia le primarie delle idee. Rimane qualcosa che non ha funzionato nella nostra regione, rimane qualcosa che pagheremo ancora nel futuro. Critico nei confronti della soluzione adottata, una scontistica per molti, ma non per tutti, il segretario veneto dei Dem, Andrea Martella. Ben vengano gli sconti, dice Martella, ma non basteranno. La questione pedemontana, con i suoi costi e con quanto incideranno nei prossimi anni nella vita dei veneti, si possa risolvere con questa scelta di aumentare un po' gli sconti
per garantire maggiore percorrenza. Il problema è che è una scelta molto costosa che inciderà nei prossimi anni. Dalle infrastrutture alla sanità, sostenibilità e sicurezza sui luoghi di lavoro. Il PD Veneto intanto lancia le prossime primarie a partire dai temi Le primarie delle idee, una chiamata popolare nel weekend del 21 al 23 di marzo. Vogliamo ascoltare i cittadini su quali sono per loro le principali priorità che riguardano la nostra regione e quindi le azioni da mettere in campo. E chiederemo ai cittadini della sanità e della salute, delle politiche che si fanno per i medici o per le liste d'attesa. Parleremo di lavoro e della sicurezza sul lavoro. E mentre prosegue il lavoro di interlocuzione con nomi di spicco della società civile veneta per fare sintesi e mettere sul piatto possibili candidati da anteporre al centrodestra, il PD raccoglie anche le idee. Dopo 30 anni io credo che ci sia una voglia di cambiamento e che ci sia anche la possibilità di poterlo realizzare, dal momento che dall'altra parte, come abbiamo detto prima, ogni giorno litigano e bastano, ma poco discutono del futuro del Veneto. Noi siamo appunto il partito che nasce per il confronto con i cittadini e quindi vogliamo che questa sia una tappa in preparazione delle scelte che faremo da qui a breve. C'è l'anniversario del corpo di polizia locale, torniamo a Vicenza con gli encomi consegnati agli agenti. Da chi ha operato in contesti di emergenza idraulica a salvaguardia dell'incolumità dei cittadini, a chi ha identificato i trasgressori che si sono sottratti con artifici e raggiri a numerose violazioni della zona a traffico limitato della città, a chi ha operato in servizi nella lotta al degrado causato dall'abbandono di rifiuti, encomi andati agli agenti della polizia locale vicentina, tra loro anche uno dei protagonisti di una storia particolare, quella di aver scortato una giovane donna in ospedale per dare alla luce il proprio bambino. Il conducente del veicolo è sceso e ci ha chiesto espressamente aiuto. Abbiamo subito notato il suo stato d'animo, quindi ci siamo attivati tempestivamente in quanto abbiamo capito la gravità della situazione, in quanto sua moglie era partoriente. Ci siamo attivati, abbiamo scortato il veicolo senza batter ciglio fino al pronto soccorso dell'ospedale di Vicenza e arrivati lì abbiamo riscontrato anche nuovamente lo stato d'animo del marito e abbiamo preso carico della moglie e siamo entrati fino in reparto per assicurarla alle cure mediche. È nato, abbiamo saputo che si chiama Francesco, è stato è una bella cosa, ecco, come è stato detto anche oggi, è proprio il nostro ruolo ed è quello di essere un punto di riferimento per i cittadini. Si torna a parlare di semi basso con i semi runners che si stanno preparando per una nuova importante prova, la maratona di Boston. Dal Ponte Vecchio di Bassano, monumento nazionale, alla storica maratona di Boston, i Semi Runners sono pronti per affrontare la competizione e far avverare quello che era un sogno di Sammy Basso, il giovane biologo scomparso lo scorso 5 ottobre che aveva dedicato la sua vita alla ricerca e alla cura della progeria. In gara il prossimo 21 aprile in Massachusetts Andrea Tapparello e Andrea Tonietto, che porteranno i colori dell'IPROSAB, l'associazione italiana progeria fondata da Sammy e dai suoi genitori. Sammy aveva una collaborazione con l'associazione della ricerca verso la progeria di Boston, che è la maratona più antica al mondo e ormai più di 100 anni fa c'è stata la prima edizione e decidiamo di approcciarci a questa, diciamo, per dare visibilità all'associazione e di conseguenza a questo progetto. Era già da qualche anno che ci provavamo perché era un sogno che avevamo insieme a Sammy, visto l'importanza e il legame che aveva con Boston e quindi adesso è arrivato il momento. Per partecipare alla maratona i Sammy Runners devono raccogliere una cifra importante, si parla di $20.000 che saranno interamente devoluti a sostegno della ricerca. Ci stiamo impegnando parecchio, il territorio sta rispondendo molto bene, si vede che negli anni scorsi abbiamo seminato bene. Devo dire questa cosa, devo ringraziare anche chi già ha dato il proprio contributo, ma non siamo ancora arrivati. E allora, guardando questa telecamera dentro qua, lanciate proprio un messaggio perché ancora più persone vi appoggino e vi supportino.
Dateci una mano a realizzare questo sogno, è un sogno nostro, un sogno di Sammy, un sogno dei Sammy Runners, che è il gruppo di amici di Sammy. Per farlo serve il vostro contributo, potete andare a visitare il nostro sito a iprosub.org, apparirà un pop-up con scritto Sammy Runs Boston, lì dentro potete trovare l'intero progetto e anche un box dove fare la vostra donazione. Insomma, una maratona che porterà con sé ancora una volta tutto quello che Sammy Basso ha significato per tantissime persone e i grandi risultati che lo scienziato ha raggiunto. Sammy ci sarà. Sammy sempre nel cuore. Questo giro correranno i nostri 2 prescelti a commemorare Sammy, la sua memoria e quello che può essere la continuità nella ricerca. Anche questa sera il telegiornale del Veneto termina qui. Grazie per essere stati in nostra compagnia. Arrivederci.